intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
Nella nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre: «Questi è il mio Figlio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è santo, tu solo è Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli. Fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il mio Figlio l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a svolgere l'attenzione come una lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio. Preghiamo grazie a Dio. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di
I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dei. Il Signore regna, Dio di tutta la terra. Alleluia. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. È uno degli episodi più luminosi e più emozionanti dei Vangeli e della vita di Gesù. Addirittura lo potremmo presentare come se fosse un quadro in 3 parti, un trittico perfetto dove ognuna delle parti è autonoma e descrive qualche cosa, ma messe l'una a fianco all'altro compongono un quadro meraviglioso. Il primo quadro è rappresentato dalla proposta di Gesù di salire sul monte per andare a pregare. Salire sul monte per andare a pregare è la ricerca di qualcosa di più alto, di qualcosa di più intimo che ha a che fare con Dio. Arrivati sul monte, quadro centrale più importante, assistiamo a dei momenti molto significativi e densi anche per tutti noi, perché appaiono Mosè ed Elia. Quindi la profezia si ripresenta come una comunicazione di Dio fatta al popolo di Israele e anche come indicazione per il popolo di Israele attraverso la legge. I 2 conversano con Gesù. Lui è il compimento di tutto questo, completerà quello che gli altri hanno avviato e lo compirà nella maniera più perfetta, perché Gesù è il rivelatore del Padre,
Per la prima volta Gesù appare ai suoi discepoli in questa forma meravigliosa, sorprendente. Non si sa se siano solo sconvolti o se siano più meravigliati. Certo sono stati presi da questa esperienza unica che possiamo senz'altro chiamare, secondo il nostro modo di esprimere questi momenti, un'esperienza di Dio, una reale esperienza di Dio, di cui loro sono dei custodi gelosissimi. San Pietro, come abbiamo ascoltato, ricorda benissimo quel momento, quando dice eravamo sul monte con lui. E poi lo stesso Giovanni, ciò che noi abbiamo visto, abbiamo toccato e sentito del Verbo di vita, lo comunichiamo a voi. La consegna che il Signore ci fa attraverso questo momento è far ripetere a ciascuno di noi l'invito della voce che compare attraverso la nube: ascoltatelo. Tanto faremo esperienza del Signore quanto impareremo ad essere ascoltatori attenti della sua parola. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, che diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, che diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Benediti accogli, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e pulisci il peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità in tutto simile alla nostra fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui, suo capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 è il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il Vescovo che presiede questa Eucaristia, il Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E come fratelli scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Quando Cristo si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, poiché lo vedremo così come Egli è. Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Io cerco te ardentemente.
sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva, in Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Sulla montagna, splendido come il sole, era il suo volto, candido come la neve il suo vestito. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla montagna, splendido come il sole, era il suo volto, candido come la neve il suo vestito. Avvolti nella luce con Cristo Signore, Mosè ed Elia annunziavano la sua Pasqua. Dall'alto risuonava la voce del Padre. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore, benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite il sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite lui
luce tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore, benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore, benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore, benedite uccelli tutti dell'aria il Signore, benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore, benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pii e umili di cuore il Signore, benedite Anania, Azzaria e Misaele il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre, il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Avvolti nella luce con Cristo Signore, Mosè ed Elia annunziavano la sua Pasqua. Dall'alto risuonava la voce del Padre. Illuminati da Cristo, a colloquio con Lui sulla montagna, stavano Mosè ed Elia, la legge e i profeti. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca, e la spada a due tagli nelle loro mani.
Illuminati da Cristo, a colloquio con Lui sulla montagna, stavano Mosè ed Elia, la legge e i profeti. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Signore, l'hai coronato di gloria e di onore. Alleluia, alleluia. Signore, l'hai coronato di gloria e di onore. Alleluia, alleluia. L'hai innalzato di fronte all'universo. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, l'hai coronato di gloria e di onore. Alleluia, alleluia. Risuona dal cielo una voce, questo è il mio figlio prediletto, che è tutta la mia gioia, seguitelo, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso, Per bocca dei suoi santi profeti in un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risuona dal cielo una voce, questo è il mio figlio prediletto, che è tutta la mia gioia, seguitelo, alleluia. Preghiamo Dio nostro Padre nel nome di Cristo, che sul Santo Monte rivelò ai discepoli la sua divinità. Diciamo con fede: Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. O Padre, che sul Tabor hai indicato nel Cristo tuo Figlio, il nostro Maestro e Redentore, fa che ascoltiamo con fede la sua parola. Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. O Dio, che sazi i tuoi eletti dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie, donaci di trovare nel Cristo la fonte dell'acqua zampillante per la vita eterna. Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel volto di Cristo hai fatto risplendere la luce della tua gloria. Suscita in noi lo spirito di contemplazione. Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel tuo Figlio fatto uomo hai rivelato il tuo disegno universale di salvezza. Illumina tutti gli uomini con la luce del Vangelo. Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel tuo immenso amore hai voluto che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli. Quando Cristo apparirà, fa che siamo trasfigurati a immagine della sua gloria. Nella tua luce, Signore, vediamo la luce. E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti, e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli. Fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio, per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Come il cervo va all'acqua viva, io cerco te ardentemente, io cerco te, mio Dio.
Dalla Santa Casa di Loreto, segui con Telepace l'Angelus e la recita del Rosario, in diretta a mezzogiorno e in replica alle ore 16. Dal lunedì al sabato su Telepace. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. Benvenuti telespettatori e telespettatrici al consueto appuntamento mattutino con la rassegna stampa. Guerra in Medio Oriente, domani si deciderà sul piano di Netanyahu, intanto l'ONU fa sapere che ci sarebbero conseguenze catastrofiche. E poi ancora Donald Trump minaccia l'Unione Europea: se non investe negli Stati Uniti alzerà i dazi del 35%. E ancora caso Almastri, è stato chiesto il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano. E poi oggi 80° anniversario della tragedia nucleare in Hiroshima. Queste sono le principali notizie riportate oggi sulle prime pagine dei quotidiani, ma entriamo nel vivo della nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei giornali e come sempre partiamo dal Corriere della Sera. Il dazi, la corsa finale e le minacce di Trump: se l'Unione Europea non investe, tariffe fino al 35%. Leggiamo: Trump manda un avvertimento a Bruxelles, dazi al 35% all'Unione Europea se non investirà negli Stati Uniti come ha promesso. E ha ricordato l'impegno preso da von der Leyen di acquistare negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari. Erano 650, ma poi ha arrotondato la cifra a 600, ha detto, e sui farmaci minaccia di arrivare al 250%. Le tensioni nell'Unione Europea con Berlino. Ancora caso Almastri, ecco le carte, la richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento, illegittimo l'uso del volo di Stato per la consegna. I giudici, i ministri hanno favorito la fuga del libico Nordio contro la NM. Giovanni Bianconi scrive: arrivati alla Camera gli atti del Tribunale dei Ministri sul caso Almastri, in cui si chiede l'autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Per il Tribunale i tre erano perfettamente consapevoli del mandato di arresto e, non dando corso alle richieste della Corte Penale Internazionale, hanno favorito la fuga del libico con il volo di Stato illegittimo.
Ancora in prima pagina, a centro pagina, troviamo una fotonotizia: i deputati democratici che fuggono dal Texas in pullman, via per bloccare una legge. Il governatore: arrestateli. E ancora di spalla auto, legno, vino e tech, così l'ultima trattativa per salvare alcuni prodotti. L'Europa punta a cancellare del tutto i dazi su alcuni prodotti, o almeno ad avvicinarli al trattamento della nazione più favorita, pari al 4,8%. Ma ci potrebbero volere mesi. Su acciaio e auto sono in vigore le tariffe più elevate. Sempre di spalla, occupare Gaza, Netanyahu assicura l'esercito si adeguerà, tensioni con i militari. Dopo una giornata di discussioni, Netanyahu non ha dubbi ed è pronto ad ordinare l'occupazione della striscia. L'IDF eseguirà le decisioni del gabinetto di sicurezza, ma restano le forti tensioni con il capo di Stato Maggiore dell'esercito Zamir, che si è detto pubblicamente contrario all'occupazione di Gaza. Domani ci sarà la decisione. Sala rivendica le sue scelte, provato ma resto, l'inchiesta di Milano. E poi a piedi pagina, Giulia è morta facendo ciò che amava. Parla il padre della volontaria di 22 anni che era sull'ambulanza travolta dal tir. E ancora focus sulla cronaca. Il fidanzato di Simona Cinà dice era salutista, la festa, i sospetti. Se andava ad una festa, ricorda l'ex fidanzato di Simona Cinà, poteva bere una birra, ma io non l'ho mai vista neppure un po' su di giri, era una salutista. Dopo il Corriere della Sera, come sempre, passiamo alla lettura di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. In prima pagina, avanti marcia a Gaza, rinviato il gabinetto di sicurezza che dovrebbe dare il via libera definitivo all'operazione critica dall'IDF. L'esercito costretto ad accettare la scelta di Netanyahu sull'occupazione di tutta la striscia. Il silenzio di Trump che appoggia il premier, il piano italiano fenice per la ricostruzione. Ancora una fotonotizia: il futuro esiste solo senza atomiche. Hiroshima, 80 anni dalla bomba, crescono i rischi e le pressioni per il disarmo. Il mondo non ha bisogno di un'altra crisi missilistica cubana. È stato solo per fortuna che siamo sopravvissuti alla prima. È tempo che i leader russi e statunitensi attenuino le minacce e si incontrino per negoziare il disarmo. E l'allarme lanciato da Melissa Park, direttrice esecutiva della campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari e vincitrice del premio Nobel per la pace. Ancora caso Al-Masri, governo allo scontro, Nordio replica alla ANM sul processo alla capo gabinetto, alla Camera la richiesta di autorizzazione. Di spalla poi troviamo altri focus, intervista a Schillaci, la politica ascolti Tor Vergata. Orazio Schillaci, unico ministro presente alla messa presieduta da Papa Leone XIV, Tor Vergata, chiede che la politica ascolti il messaggio consegnato dai giovani. Ci hanno smentito, la loro domanda di spiritualità ci interpella. Il titolare della salute propone più risposte per assunzioni in sanità e sul fine vita dice è una legge che serve. Vite cambiate, disabili e detenuti fuori dalle gabbie psichiche e fisiche. Giorgio Paolucci scrive: l'esperienza unica al carcere di Opera. L'amicizia tra i reclusi e gli ospiti del centro psichiatrico Camaleonte della Fondazione Sacra Famiglia. Matti e criminali, per dirla in maniera brutale, trovano uno spazio comune di relazione che li fa sentire persone libere, di valore, che si aiutano a vicenda.
Ancora scudo penale, medici delusi dal rinvio, siamo indifesi, cause legali. E poi ancora per gli ottantenni una patente con limiti e più controlli. Sono queste le ipotesi allo studio. Dazi senza investimenti, Trump minaccia il 35%, quasi pronto il testo USA Unione Europea. Passiamo adesso alla lettura della Repubblica. In prima pagina, inchiesta al Masri, ecco l'auto d'accusa. Chiesta autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi. Contestati favoreggiamento peculato e omissione di atti di ufficio. L'esplosione del libico fu illegittima, irrazionale e per fini illeciti. Processare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. È la richiesta depositata ieri sera dal Tribunale dei Ministri alla Camera dei Deputati al termine di più di 6 mesi di indagine. L'esercito contro Netanyahu su Gaza, tensione con i generali sull'occupazione totale. Il premier israeliano dice domani la decisione, i ministri ubbidiranno. È scontro tra esercito e governo israeliano sulla decisione di Netanyahu di occupare la striscia di Gaza. Il premier, l'IDF, ubbidirà. E poi c'è una fotonotizia che ritrae Donald Trump che minaccia l'Unione Europea se non investe negli Stati Uniti i dazi saliranno al 35%. Adesso passiamo alla Stampa. Generali e 007 contro Netanyahu, smobilitati i riservisti e declassata l'operazione. Ma il governo israeliano non si arrende, alla fine ubbidiranno. I no del capo dell'esercito all'occupazione di Gaza, il premier costretto a rinviare l'invasione. Leggiamo: la decisione presa, Israele intende continuare la guerra a Gaza e aumentare le operazioni fino a prendere anche il controllo della striscia. E la frizione con i militari da parte del governo si acuisce dal momento che i primi non sarebbero d'accordo con questa decisione, considerando molti obiettivi ampiamente raggiunti e la seria possibilità che Hamas possa uccidere i rimanenti ostaggi. Ma il governo è disposto a vigilare sull'esercito affinché rispetti la decisione e i militari pronti ad eseguire anche se non totalmente d'accordo. Una fotonotizia che riguarda gli 80 anni da Hiroshima. I leader disertano le commemorazioni, l'orrore dimenticato. E poi ancora focus sui diritti, tutele per le mamme atlete, la doppia vittoria di Asia. Le tante parole sbagliate in questa storia sono state usate perché non esistono quelle giuste. Un protocollo serve per scriverle perché diventino movimento culturale, come dice Asia Cogliandro. Lei non ci ha messo faccia e coraggio per 10.000 euro, ma per rivendicare un principio. Andiamo avanti con la lettura e passiamo al Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. In prima pagina, alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Mancano 17,2 miliardi per finire l'opera. E il focus sulle ferrovie. I 13 miliardi stanziati finora coprono solo la tratta da Battipaglia a Praia Paola. Via 1 miliardo dal PNRR andrà recuperato nel contratto di programma RFI. Ancora Trump senza freni, se l'Unione Europea non investe, super dazi al 35%, ed è uno scontro delle tariffe. A poco più di 2 giorni dall'entrata in vigore dei dazi USA al 15% sulle merci europee, il presidente Trump attacca ancora l'Europa e minaccia di innalzare le tariffe al 35% se l'Unione Europea non mantiene l'impegno di investire negli Stati Uniti. Nuova minaccia anche all'industria farmaceutica con dazi scalari fino al 250%. Ancora nulla di fatto nelle trattative per la dichiarazione congiunta e la lista dei prodotti esenti.
Ancora nella ZES unica, ok a 750 aziende con investimenti per 27 miliardi, il bilancio del Sud. E poi c'è l'analisi perché è necessario semplificare l'economia. Al centro pagina una fotonotizia: nuovi rischi ci sono, ma le banche dell'Unione Europea possono reggere recessioni fino al 6%. Banco BPM, l'utile netto balza del 62% e il focus sul credito. Banco BPM archivia il primo semestre 2025 con un utile netto record pari a 1,21 miliardi, più 62% rispetto. L'amministratore delegato Giuseppe Castagna sul risico bancario dice: Montepaschi e Agricole ci mostrano la strada. Andiamo avanti con la lettura e passiamo al Messaggero, che titola la prima pagina sulle scuole, inchiesta dell'antitrust sul caro libri. Aumenti di 3 volte l'inflazione, gli editori rischiano maxi multe. Libri di testo stangata a settembre, le famiglie spenderanno anche oltre 700 euro a figlio, più 5%, e l'antitrust apre un'inchiesta. Da settembre torna il bonus spesa, la ricarica di 500 euro sulla social card arriverà in automatico a 1 milione di fragili. Giuseppe Gioffreda scrive: torna il bonus spesa con una ricarica da 500 euro sulla social card per oltre 1 milione di famiglie meno abbienti, con ISEE fino a 15.000 euro, sempre con gli sconti aggiuntivi del 15% nei supermercati. Al Mastri, alta tensione Nordio ANM, alla Camera la richiesta per ministri. Ancora dazi, Trump minaccia l'Unione Europea a 2 giorni dall'entrata in vigore delle tariffe al 15%, la dichiarazione sulle esenzioni ancora non c'è. Donald alza i toni, rispettate gli accordi o vi tasso al 35%. Scure sui farmaci, Bruxelles avanti a trattare. Occupazione di Gaza, l'esercito si piega, sì al piano Netanyahu, domani la decisione sottoposta al governo. Il capo dell'IDF, così vite degli ostaggi a rischio, leggiamo. Sull'occupazione di Gaza l'esercito israeliano cede, ma gli ostaggi rischiano. Confronto tra il capo di Stato Maggiore, contrario all'offensiva, e Netanyahu. Restano divergenze, ma l'IDF eseguirà le decisioni. L'Unione Europea, la striscia deve essere dei palestinesi. L'ONU, conseguenze catastrofiche in caso di invasione. Andiamo avanti e passiamo al Mattino. San Carlo, nuovo sovrintendente, tra le polemiche. La contesa sul teatro, il ministro Giuli nomina Macciardi, il sindaco Manfredi, è pronto il ricorso al TAR. Sud blindati i fondi ZES, l'intervista del Mattino, il ministro per la coesione Tommaso Foti. Ancora il focus, 750 autorizzazioni e 26,7 miliardi di investimenti, leader la Campania. Dazi, Trump torna a minacciare al 35% se l'Unione Europea non investe. A 2 giorni dall'entrata in vigore delle tariffe, al 15% manca l'elenco delle esenzioni previste. Occupazione di Gaza, Netanyahu, l'esercito eseguirà gli ordini. Adesso, come sempre, passiamo al resto del Carlino. Caso Almastri e scontro, processate i ministri. Rimpatrio del libico, chiesta l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Scintille tra magistrati e guardasigilli, intervista al giurista Mirabelli. È un fuoco di paglia. Trump minaccia dazi al 35%, l'Unione Europea deve investire da noi. Altro che patto scozzese, l'intesa sui dazi è tutt'altro che salda. Ora Donald Trump agita lo spettro di dazi al 35% se l'Unione Europea non terrà fede ai 600 miliardi di investimenti promessi. Bruxelles non si scompone, il tetto del 15% continua ad essere lo scudo della Commissione Europea. Intervista all'economista Lorenzo Codogno che dice cifre irreali. Trump esagera, ma il problema
è la debolezza europea. Taglio basso, perse il figlio in un incidente sui camion, sia obbligatoria la frenata automatica. Schianto con 3 morti in Toscana e intervista a Stefano Guarnieri. Niente cane in taxi, cieca lasciata a piedi, succede a Pescara, la turista è sotto shock, è stato uno shock. Poi di spalla ci sono dei focus dalle notizie, allarme alga tropicale è tossica, niente bagni, prolifera a causa dell'acqua calda. Asili nidi, piano antifughe, codici per aprire cancelli, succede a Bologna al posto degli attuali pulsanti. Ancora bisogni dei cani, giro di vite del comune, multe a chi sgarra. Ad Imola è obbligatorio lavare le strade. Passiamo adesso alla lettura della Gazzetta del Mezzogiorno. Il gioco dei 3 forni. Ilva decarbonizzata, un nuovo piano dal governo. Il rebus Taranto o Gioia Tauro per la nave del gas. I focus carbone a Cerano e ancora scontro. Transizione solo nel 2038 a Brindisi e a Civitavecchia. Dazi, vantaggi per l'export, ma la Basilicata fa i conti stimati 13,8 milioni di rosso. Fattore 5 Stelle in Puglia e Toscana e la Lega fa incetta. Conte dice De Caro è ok, ora aspettiamo il PD. Il Carroccio accoglie Cassano. Dalle province il campione paralimpico denuncia il mare di Manduria negato ai disabili. Esplosione a Corato, morta la donna, torna in Svizzera la bimba ferita. Ciclisti andriesi investiti e uccisi al setaccio, le chat dell'indagato. Bari, un tunnel delle guerre dal cantiere in piazza Moro, svelata una rete di ipogei. L'area è stata messa in sicurezza. Ancora all'interno l'area metropolitana presto sarà più green, arriva il sì dal TAR, parte il progetto PNRR, 91.000 alberi in 11 comuni. Il giallo dell'acqua dalla diga del Molise, la regione mai visti i 190 milioni, il prefetto di Foggia chiama Roma. Noi studenti di Mola, volontari tra l'orrore di Gaza, Valerio e Miriam con la carovana solidale. E restiamo a sud, sempre con la lettura di un altro giornale, con l'edicola. Ex Ilva, il giorno della verità, De Caro polemico sull'AIA. A Taranto il Consiglio Comunale è chiamato a prendere una posizione sul siderurgico, mentre l'europarlamentare presenta una interrogazione sulla decisione del governo. Preoccupazioni per la ZES allargata, bene ampliare il perimetro, ma con correttivi lo sviluppo territoriale. Gli studenti secchioni pugliesi, non è stata una passeggiata, il report maturità. I dati per la maturità nell'anno scolastico appena concluso confermano una tendenza ormai consolidata. Le regioni del sud, Puglia e Basilicata, in testa producono un'elevata quota di studenti eccellenti, ma per gli studenti non è stata una passeggiata. Andiamo avanti con la lettura di spalla. A Cerano rispunta il turbogas, a Brindisi e ci spostiamo a Taranto, Tecnopolo, l'innovazione per il rilancio, e poi a Bari una villa confiscata alla mafia. Ok al progetto. Andiamo ancora più a sud con il Giornale di Sicilia. Aborto e analisi cliniche, un doppio no arriva da Roma. Bocciate le assunzioni di medici non obiettori di coscienza e l'erogazione di altri 15 milioni di euro per i laboratori privati. Dall'inizio della legislatura già 8 le norme impugnate dal governo.
Pantelleria, ricerche sull'origine della vita, uno studio è possibile simulare le condizioni della Terra primordiale. E ancora il giallo di Simona, l'ex fidanzato mai vista ubriaca. Familiari e amici sono stati ascoltati a lungo dai carabinieri, acquisiti i video della festa, attesa per l'autopsia. La famiglia Cinà ieri pomeriggio si è presentata al completo nella caserma dei carabinieri, un colloquio lungo durato più di 3 ore con i PM e i militari che conducono le indagini. I genitori di Simona, il fratello, Gabriele, la sorella, gli zii e i cugini hanno risposto alle domande degli inquirenti e ribadito quello che continuano a chiedere da sabato. Speriamo di avere delle risposte, ha detto Gabriele Cinà. È stato utile sapere che c'è il supporto della giustizia anche da parte nostra. C'è. Tra le persone ascoltate l'ex fidanzato Francesco Tilotta, era un atleta, non l'ho mai vista. Brilla. E concludiamo la nostra rassegna con la lettura dell'altra voce, il quotidiano nazionale. In prima pagina, caso Almastri, l'attacco delle toghe al governo. Si apre lo scontro sull'incriminazione richiesta dal Tribunale dei Ministri. E ancora Gaza, l'esercito frena sul piano di occupazione, confronto tra premier e capo di Stato Maggiore. Netanyahu dichiara: militari sono pronti ad obbedire, ma la decisione finale slitta a domani. E questa era l'ultima notizia di questa rassegna. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Cuore divino di Gesù,